l'ho già detto una volta, mi ripeto, Terra Veneta è un po' la sua terra, la vediamo spesso qui, vuol dire che si sta bene, vuol dire che lei crede anche nel lavoro che sta svolgendo l'AIS Veneto. Beh, diciamo intanto che ogni volta che vengo in Veneto trovo nuovi amici, incontro persone con cui abbiamo affrontato un percorso insieme. Questa sera è stata una serata particolare perché oltre a concretizzare, a caratterizzare e a dare il titolo del miglior sommelier del Veneto abbiamo anche imparato qualcosa, abbiamo anche apprezzato delle piccole modifiche al regolamento che molto probabilmente riusciremo ad impostare a livello nazionale, quindi si arriva e si apprende qualcosa in più. E poi ci ha dato questa anteprima che lei curerà una masterclass sul Prosecco Valdobbiadene a breve. E quello sono contento perché vuol dire che quando un consorzio così significativo, come appunto così organizzato, così famoso nel mondo come quello del Conegliano Valdobbiadene, investe sull'Associazione Italiana Sommelier, crede nell'aspetto di comunicazione che può fare l'AIS, indubbiamente come presidente mi metto in gioco. Adesso le faccio fare una domanda da una sommelier, perché io non sono sommelier. Manuela ha in serbo una bella domanda per lei. Manuela. No, beh, io innanzitutto prima insomma parlavamo del fatto della tua, ti do del tuo Antonello perché insomma tra colleghi sommelier ci certamente, non c'è dubbio. Hai parlato della tua esperienza come cioè, sei stato campione nazionale, quindi ecco, come è cresciuto il mondo dei concorsi in questi anni? Ma devo dire che secondo me oggi questi ragazzi hanno molte più opportunità, perché ricordo ai miei tempi era un pochino più difficile documentarsi, i libri, non c'era moltissimo. Oggi è molto facile destreggiarsi, internet, la comunicazione, la rete. E soprattutto quello che ho apprezzato in questi ultimi anni, noi eravamo molto più individualisti, ognuno si preparava per conto proprio. Questi ragazzi invece hanno i gruppi proprio di... Esatto, e hanno il vantaggio anche che le regioni gli mettono a disposizione, come qui avviene in Veneto con il collega Simonella, la regione, proprio l'istituzione regionale, gli mette a disposizione dei tutor. E questo è un grande vantaggio. E poi tra di loro riescono a creare una grandissima sintonia e crescono insieme. Cosa che per noi era un aspetto un pochino... Vi sentivate un po' più isolati. Esattamente, uno stile, ma forse volevamo noi essere più isolati. Guardavi il tuo competitor, lo guardavi un pochino con una certa diffidenza, perché era quello che potenzialmente ti poteva, diciamo, soffiare il ruolo. Mentre invece questi ragazzi lo vedo che affrontano tutto con molta filosofia e dicono vabbè, quest'anno hai vinto tu, sono contento, l'anno prossimo toccherà a me. Infatti ho visto prima proprio i ragazzi che hanno detto siamo contenti di essere qui, di essere arrivato secondo, terzo. Brava Francesca. E puntualmente avviene, perché quello a cui fanno i complimenti il prossimo anno sarà il tuo il palco, puntualmente avviene. Quindi vuol dire che è una scuola che si rigenera ed è un bacino inesauribile. Bene Presidente, allora appuntamento a Villa Grazie mille. E alla sua masterclass.